caso che ho seguito di inquinamento questo. Non è il primo e purtroppo non sarà l'ultimo, anche perché io insomma, credo di essere legato all'ambiente a doppio filo, vuoi per l'educazione avuta, vuoi per il mio passato anche dentro le istituzioni ovviamente. Questo è stato proprio un caso di studio che ci ha interessato totalmente, dove le materie di geologia, ingegneria, giurisprudenza, tecniche di tutti i generi sono state applicate per individuare la fonte, fermarla e bonificarla, anche se la parola bonifica non è ancora stata messa, diciamo, al completo. Siamo agli impianti sportivi di Stroppari. Una cosa importante che vi faccio notare e che vale per tutta l'alta pianura padana è la velocità di falda, la zona delicata, perché qui sotto 1 metro di terra ci sono ghiaie, sabbie, quello che tu rilasci qui finisce in falda e la falda è questa zona, è quella che ricarica, è quella che alimenta tutti i pozzi privati, ma anche acquedottistici, perché i pozzi acquedottistici, uno pensa che siano pozzi strani, pozzi che prendono acqua diversa, è la stessa acqua, magari a quote diverse, a parte che ci sono dei pozzi privati che superano abbondantemente le quote anche quelle acquedottistiche. Cioè, ormai la tecnologia e la modalità con cui fare i pozzi permette a tutti di fare pozzi anche a 200 metri addirittura. Attenzione però anche agli inquinanti naturali, certo, tipo l'arsenico, che in alcune zone della pianura si trovano. Vedete, qui c'è, allora siamo a 300 metri in linea d'aria dalla zona inquinata della Trico. Ovviamente sono stati spostati nel frattempo quintali di cromo esavalente e tonnellate di metalli pesanti, spostandoli dai terreni, bonificandolo dalle acque. Qui abbiamo 2 pozzi chiave per la lettura del problema. Siamo a 300 metri, ok? Sto parlando dell'alta pianura padana. Qui abbiamo dei pozzi che si trovano sui campi sportivi, abbiamo dei pozzi che si trovano a valle, vicino, per farvi capire, vicino a quel traliccio, ok? Abbiamo dei pozzi a fine di quella zona piantumata, d'accordo? Ma questo pozzo, che è il numero 8, è ancora disegnato, vedete? Pozzo numero 8, e quel pozzo lì, lo vedete? Sì. Pozzo numero 7, bene. Se tu campioni tutti quei pozzi laterali che abbiamo detto, compreso quello più vicino a 50 metri, tu non troverai niente. Non c'è cromo esavalente, non l'abbiamo mai trovato, e neanche nickel. Se tu campioni invece solo questi 2 pozzi, che sono uno rispetto all'altro, 15-20 metri, tu qua ti giochi la partita. Qui passa, lì e lì non passa. È talmente stretto, perché è veloce, comprendete questo, è talmente veloce il flusso, che passa soltanto attraverso in questa forchetta di circa 25 metri, perché poi va un po' più a destra, un po' più a sinistra. In più bisogna anche prelevare la quota dovuta, questo vale anche per gli altri siti inquinati dell'alta pianura. Se io prelevo troppo in basso, non trovo l'inquinante, nemmeno se sono sui pozzi che vedono l'inquinante. Dove passa l'inquinante? Perché non ce la fa l'inquinante a scendere immediatamente troppo in profondità, ci riuscirà, ma a chilometri di distanza. Quindi se io prelevo qui nei primi 5 metri lo trovo, probabilmente se lo prelevo sotto 15 metri dalla falda non lo trovo più. Questa regola vale per tutti i siti inquinati che hanno un certo tipo di inquinamento, qui stiamo parlando di un metallo, ma anche sostanze solventi e quant'altro. Ok? Questa è una regola generale. Quindi io mi domando, ho visto che alla Miteni ci sono 3 pozzi spia e sinceramente ne vedo 2 laterali e uno soltanto alla fine, e non so come le prelevano. Uno solo, ce ne sono una 50ina all'interno, ma ce n'è uno solo di rappresentativo all'esterno, di vero rappresentativo all'esterno. Quindi anche il campionamento? Ma lì bisognerebbe capirlo, io non ho visto la quota di campionamento, non vorrei che andassero sempre sulla quota media, perché la quota media del pozzo, intanto decidi tu quanto pozzo profondo lo fai, e quindi lì uno dice, se lo faccio 200 metri e ho 200 metri d'acqua, lo prelevo a 100 metri, non trovo niente. Certo. Cioè, comprendete? Posso farlo anche a 200 metri, ma devo prendere poi il campione d'acqua a quote differenti. Oppure farne più di uno se ho paura che ci siano delle interfacce o delle falde. Perché stranamente più si alza la falda,
più campionando a metà mi allontano dal pelo di falda, cioè più la falda si alza, più quindi mette in moto gli inquinanti, più se io campiono a metà mi allontano dalla quota di contatto, dalla quota che mi porta giù l'inquinante. Quindi attenzione, qui abbiamo fatto esperimenti, ne abbiamo fatti qui, ne abbiamo fatti dentro l'azienda, prelevando a 5, 10, 15, 20 metri e il gioco si vede chiaramente, 5 totale, 10 comincia a scemare, a 15 non c'era più niente. Se io prendo l'acqua sotto la galvanica, sotto i 5 metri di pelo di falda, io potrei berla, anche se sono nel focal point, perché voi comprendete, l'inquinante arriva, tocca la falda e gli prende la direzione della velocità di falda. È una cosa che deve essere chiara a tutti. Ecco perché i pozzi a valle, quelli diciamo anche semiprofondi, cominciano a essere inquinati, perché a chilometri di distanza l'inquinante riesce ad andare a meno 15, meno 20, meno 30 dal pelo di falda. Ovviamente si diluisce, questa è una regola chiara, e si allarga, ovviamente anche il plume, così si chiama. Quindi questa è una prova sul campo, una prova visibile anche sul campo, che ci mettiamo a cavallo, eccoli qua. L'inquinante, se c'è, per fortuna che qui c'è una barriera idraulica in funzione, voglio dire, è tra il pozzo 7 e il pozzo 8, eccoli là. Qui passa l'inquinante. Pozzi ci sono stati fatti, ripeto, più a destra, pozzi sono stati fatti più a sinistra, non c'è niente, non c'è stato mai niente e ha la sua logica. Questa è una cosa molto importante da spendere quando si fanno campionamenti o si rilevano. Ecco, qui solo la PM galvanica, tra pozzi interni e pozzi esterni abbiamo, non so, una miriade di pozzi spia. Ripeto, alla Miteni uno solo ne vedo a valle, gli altri due sono laterali, li chiamano pozzi spia. Boh. Io avrei i miei dubbi, infatti i pozzi a valle laterali non segnano un granché, anzi mi preoccuperei del perché segnano qualcosa. Ho una mia idea ma non la dico.